Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Screenshot di questo fine settimana. Oggi ci siamo diretti nel centro di Udine, siamo in una farmacia De Monte, per parlare direttamente col dottor Casasola e per capire un po' il ruolo delle farmacie innanzitutto in questa emergenza Covid, ma anche per vedere quanta gente fa i tamponi con l'effetto del Green Pass. Allora, grazie alla regia di Paolo Bassi. Eccoci qua, buonasera dottor Buonasera a Casasola. voi, buonasera. Allora, prima di tutto il ruolo delle farmacie in questo anno e mezzo durissimo per tutta la popolazione. Ma sicuramente il ruolo è cambiato, sicuramente siamo stati investiti di molte situazioni nuove, abbiamo dovuto aggiornarci e anche appunto adattarci a quello che sono state tutte le nuove situazioni. Le prenotazioni per le vaccinazioni sicuramente, ma anche tutte le informazioni che l'utenza ci chiede su vaccini, su Green Pass, su tamponi, È su aumentato in maniera repentina il lavoro, anche la mole, la mole diciamo. di lavoro. Sì, la mole di lavoro è aumentata notevolmente, anche chiaramente moltissime telefonate, molte persone chiaramente che chiedono delucidazioni su tutto quello che è un po' successo e sta succedendo, su questo sicuramente. Questo da una parte chiaramente è un aggravio del lavoro, dall'altra comunque lo facciamo sempre con spirito di servizio perché comunque questo è anche il nostro ruolo in effetti base, ecco, verso la popolazione sicuramente. Prenotazione di vaccini, diceva, quando siete stati investiti di questo ruolo sappiamo benissimo anche quanta gente inizialmente è venuta e ha fatto la fila, insomma, per potersi prenotare. Adesso è passata un'estate, come sta andando in questo momento? La gente prenota lo stesso oppure va per conto proprio? Ormai si dirige... Ma diciamo quest'estate, fine estate, sicuramente il numero delle prenotazioni da noi è calato notevolmente. Vuoi un po' perché molti col fatto delle ferie hanno un po' anticipato, vuoi molti hanno posticipato e poi anche chiaramente tutte le facilitazioni come non so, l'accesso diretto per i giovani e così via, ha chiaramente ridotto quelle che sono le prenotazioni da noi. Ecco, questo sicuramente sì, si è un po' ridotto il tutto sicuramente. Si dice spesso adesso che over 50, abbiamo letto anche oggi, sono quelli che accettano di meno di fare la profilassi rispetto ai giovani invece che sono stati una sorpresa. Avete notato questo? Ma sì, sicuramente dopo una prima fase in cui tutti erano volenterosi, tutti volevano chiaramente vaccinarsi, prenotarsi, forse con le notizie delle problematiche di alcuni vaccini, forse delle notizie che non sono state magari date correttamente, ha creato confusione e questo in molte persone, soprattutto anche over 50, ha un po' frenato quella che è la corsa, diciamo, alla prenotazione. I giovani, d'altro canto, invece, un po' sull'onda dell'entusiasmo giovanile, un po' anche per il fatto della Una voglia scuola, di libertà la voglia di anche. libertà, l'estate che si avvicinava, eccetera, eccetera. Adesso la scuola che chiaramente è iniziata, quindi si sono presentati sì, in molti proprio spontaneamente, proprio per vaccinarsi. Tante volte anche prima dei genitori, quindi arrivavano proprio... Addirittura li portavano loro. Sì, è quasi, sì, alcuni casi sono stati quelli, sì, veramente, è successo così, sì. Nessun gesto offensivo, nessuna persona che magari si è rivolta male nei vostri confronti, pretendevano, nessuno che magari diceva ma il vaccino non lo faccio, si dichiarava proprio. Ma, Nessuno. guardi, allora noi abbiamo sempre tenuto un profilo molto rispettoso di tutte le opinioni, non abbiamo mai né forzato né in senso né nell'altro. Ci veniva chiesto una nostra opinione, la davamo liberamente, ascoltavamo quello che la persona ci aveva da dire, quindi almeno qui da noi non è mai successo nulla. I suoi colleghi non gli hanno riferito niente di particolare. No, 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 veramente io penso che alla base se c'è un rapporto di diciamo correttezza, di onestà, è chiaro, poi c'è sempre la persona che magari ha i suoi problemi, che questo è chiaro, però da noi è sempre andato tutto filato liscio, senza problematiche. Avreste voluto fare anche i vaccini voi, materialmente? Allora, lì è un punto un po' dolente, purtroppo noi ci hanno frenato proprio dei problemi di natura logistica, anche come personale, numero di persone effettive e quello chiaramente ci abbiamo riflettuto molto, veramente molto, però ci siamo detti se dobbiamo fare una cosa importante come la vaccinazione va fatta bene, non possiamo
non dico improvvisarci, però non possiamo promettere e poi non riuscire a farlo correttamente. Quindi a malincuore al momento abbiamo rinunciato, ma proprio per esigenze logistiche proprio. Ma anche per questioni di spese, la gente magari si è curata di meno in altri ambiti, cioè si è pensato sempre spesso in questo periodo, estremamente al Covid, magari non altre malattie, la gente magari ha Sì. avuto, diciamo, leggerezza nel curarsi in altri ambiti. Sì, molte persone ci riferiscono che magari su problematiche che prima avrebbero richiesto, non so, la corsa al pronto soccorso, ma anche per così un fattore di sicurezza, hanno rinunciato. Molti non vado perché chissà cosa succede, cosa non mi succede, e quindi effettivamente sì, l'attenzione si è spostata tutta sul discorso Covid, però chiaramente ci sono anche le altre patologie che sono ancora tuttora presenti, ecco, questo sì. Senta, non per entrare anche in lotta con magari qualche suo, diciamo, collega, ma cosa ne pensa lei ha parlato che magari ci sono esperti e falsi esperti che hanno creato nel suo tempo un po' di confusione, ma dei sanitari Novax di cui se ne è parlato tantissimo, cosa ne pensa? Ma lì, Siamo gli ultimi poi in classifica qua in Friuli Venezia Giulia. come le dico, io parto sempre con un fatto proprio di rispetto per tutte quelle che sono le idee, chiaramente. L'importante, secondo me, è porsi in maniera educata e corretta. Possiamo discutere sicuramente, non c'è nessun problema, non bisogna chiaramente travalicare quello che è la normale correttezza professionale o non professionale. Poi chiaramente, io dico sempre, è difficile conoscere realmente il perché di un pensiero, di una scelta. Quello che posso dire è ecco, se ci fosse più diciamo, concertazione delle cose, magari qualcosa andrebbe meglio, ecco, magari no. A proposito di concertazione, adesso invece il governo tira dritto sulla questione del Green Pass. Cosa ne pensate del Green Pass? Ma il Green Pass è stato sicuramente, per quello che mi riguarda, uno strumento sicuramente di controllo di quello che poteva essere la libera circolazione, perché chiaramente permette di avere Permette di aprire più di che aprire. chiudere. Esatto, esatto, quindi questo dà già un po' di sicurezza, è chiaro. Poi anche lì il discorso è sempre aperto, riceviamo tantissime telefonate sul tipo di tampone, perché farlo, perché non farlo, 72 ore, 48 ore, perché sì, perché no. Anche lì trovare la soluzione perfetta è impossibile, questo è chiaro, si cerca di fare la cosa migliore per tutti. Comunque è chiaro che il Green Pass è un qualcosa che ha spinto un po' verso il discorso vaccinatorio, quello sicuramente. E anche lì chiaramente va visto, anche lì in un'ottica di prevenzione, ecco, non deve diventare sicuramente un ostacolo, ecco, questo sì. Quindi se c'è la possibilità di magari apportare modifiche, eccetera, secondo me ben venga, ecco, poi è chiaro lì possiamo solo suggerire, poi si vedrà chi di dovere. Ecco, noi abbiamo notato, lo faremo vedere nella seconda parte di questa puntata, anche la gente che fa la fila per il tampone, gran parte, lo premetto subito, è per andare magari nei paesi esteri. Però c'è qualcuno che magari in questo momento sta facendo i tamponi, ve l'hanno chiesto perché lei ha detto prima, no? Sulla questione che vi chiedono in tanti 72 ore, 48 ore. Ve lo stanno chiedendo anche, che ne so, per andare ai ristoranti, oppure... Cioè c'è stato un boom, diciamo, di richieste da quando il Green Pass è diventato obbligatorio, soprattutto per i ristoranti piuttosto che per i grandi eventi? Sicuramente sì, sicuramente sì. La cena, la gita, diciamo, oltre confine, qua vicino, la partita, sicuramente sono eventi che hanno accelerato l'utilizzo del tampone, sicuramente. Molte persone chiaramente o in attesa della seconda dose di vaccino o perché non vaccinati o perché c'è qualche problema nel scaricare il Green Pass, quello per la vaccinazione, fanno il tampone, la partita. Sì, abbiamo notato questo, ma le persone ce lo dicono veramente spassionatamente. Ho una cena stasera. Tanto per dire, anche negli ultimi 2 giorni, da quando si è sparsa la notizia che comunque dal 15 di ottobre che ci sarà il decreto, c'è stato un piccolo boom, qualcuno si è allarmato, si è allertato. Qualcuno si è allertato, sì, qualcuno si è allertato, sicuramente, chiaramente
persone che lavorano chiaramente, quindi ci chiedono anche magari tante volte di organizzare le prenotazioni dei tamponi, magari in attesa della vaccinazione. Vengo 2 volte a settimana, mi prenotate già, so che vengo e me lo fate. Sì, molte persone hanno cercato di organizzarsi, questo sì, sicuramente. Va bene, io la ringrazio, dottor Casasola, per questa sua presenza, l'abbiamo rubato qualche minuto, ma è stato utilissimo, insomma, anche per spiegare un po' con la dinamica che si sta svolgendo tra la popolazione per effetto del Green Pass, ma anche il ruolo importantissimo delle farmacie. Noi andiamo in pubblicità e poi torneremo più tardi, anche per vedere direttamente dalla voce dei cittadini, dei residenti, insomma, di chi si sta prenotando per i tamponi. Pubblicità. Ed eccoci di nuovo, bentornati per questa seconda parte di Screenshot, sempre dal centro di Udine. Parliamo di Green Pass, parliamo di vaccinazione, parliamo di tamponi. Qui potete vedere alle mie spalle una scena che si ripete praticamente tutti i giorni, grazie a Paolo Bassi che ce la inquadra, tantissima gente che fa la fila per i tamponi rapidi, che hanno una validità praticamente di 48 ore rispetto alle 72 del molecolare, e cercano di avere, diciamo, la possibilità poi di accedere, chi ad uffici, c'è chi appunto a ristoranti e chi magari deve andare anche all'estero e deve sottoporsi appunto al tampone, chi invece deve rientrare e deve sottoporsi altrettanto al tampone dopo un viaggio. Andiamo a sentire direttamente le persone e poi ci addentreremo dentro la farmacia per chiedere l'altro parere di un altro dottore. Perché fa il tampone? Viaggiare domani Lei deve viaggiare, deve andare. con il treno. Lei ha fatto il vaccino? Vaccino non ho fatto. Quindi lei decide anche di non volerlo fare, anche se ci sarà il Green Pass. Penso e poi quando ho deciso. Ogni quanto deve fare il tampone? No, io spesso ora vado in ferie, allora perciò E dopo quando dovrà tornare dovrà rifarlo. sì, e poi vediamo. Non è un problema per lei. Devo decidere. Signora, lei deve fare il tampone? Sì. Perché lo deve fare? Per andare a trovare mia mamma all'ospedale vogliono il tampone. Lei è vaccinata? Non ancora, per problemi di salute. Vorrebbe farlo oppure Sì, sicuramente. sottoporsi a un tampone le crea difficoltà, le crea un intoppo? No, assolutamente. Cosa ne pensa del Green Pass? Ma è una cosa giusta, è giusto che tutti lo facciano, insomma. Anche nelle aziende o nel pubblico, dappertutto? Sì, dappertutto. Quindi nessuna contrarietà. No, no, assolutamente. Anche lei in fila per il tampone? Sì, Come mai? devo partire. Devo partire. Deve partire, ma anche quando dovrà tornare dovrà fare il tampone. Sì, È una cosa che le crea problemi? No. Lei non si è fatto il vaccino? sì, ci ha fatto vaccino tutti. Ha fatto tutto, è contento, Sì, sì. tranquillo. Cosa ne pensa di questo Green Pass? È una giusta che sta facendo il governo, è una cosa giusta. Per me è giusto. Non trova nessun problema, insomma, entrare in un'azienda che gli chiedono ogni volta il Green Pass, il certificato. Sì, ogni volta quando entro al locale se mi chiedono il Green Pass è una giusta. E così dovrebbero fare anche altri. Sì, devi fare un altro. È un impegno domani che richiede la presenza del tampone. Vaccino? No. Lo dovrò fare per accedere agli uffici privati. Favorevole al Green Pass o meno? Cosa ne Esattamente. Perché? Perché anche chi chi è stato vaccinato precedentemente piuttosto che chi ha fatto il Covid e ne è guarito potrebbe contagiarmi, quindi ha una carta che prevede un'esenzione da alcuni obblighi che invece dal punto di vista medico non funziona tantissimo, ecco, a mio avviso. Tu sai fare il tampone? Sì, perché domani devo prendere un battesimo, quindi devo avere il tampone. Vaccino? Il vaccino non l'ho fatto. Ci stai pensando? O non sei d'accordo? Sì, no, volevo farlo prima, poi perché hanno imposto un po' questa cosa del Green Pass, non mi è Cosa ne piaciuto, pensi del Green Pass? non mi è piaciuto molto il modo in cui l'hanno imposto, ecco, tutto qui. Non è che sono contro il vaccino oppure
solo quel fatto. Ma tu continuerai ad andare avanti, diciamo, con questa tua idea, andrai avanti a fare il tampone, quando anche dovrai entrare, per esempio, Sto nell'azienda? aspettando, diciamo che sto un po' temporeggiando, poi se dovrò farlo per lavorare, però non è giusto secondo me così, ecco, tutto qui. Se ti devi sottoporre al vaccino perché? No, perché sì, non so cosa rispondere. Cioè, Ma devi andare a un evento, devi andare dal ristorante, devi andare da qualche parte? boh, no. Vaccino sei d'accordo o meno? Sì, sì, sono d'accordo, però, cioè, perché me lo voglio fare, non per altro. Green Pass cosa ne pensi? Il Green Pass è una, diciamo, non lo Un so, obbligo, un'imposizione, una cosa giusta? è un obbligo, non so se è una cosa giusta o meno, cioè non penso più che altro, perché dà delle limitazioni a quelli che non si vogliono fare il vaccino, però per me il vaccino è giusto, cioè, penso di sì. E oggi siamo spostati direttamente dentro la farmacia Beltrame per intervistare il dottor Giuseppe Modica. Abbiamo notato buonasera innanzitutto, abbiamo notato tantissima gente fuori. No, ma sempre moltissima gente, ogni giorno facciamo circa una quarantina almeno di tamponi sinceramente, quindi c'è moltissima gente che appunto necessita di questo servizio. Ecco, come è andato quest'anno e mezzo di Covid? Il ruolo della farmacia, quanto è stato importante come servizio pubblico? Il ruolo sicuramente è stato fondamentale, insomma, nel senso che è stata una delle poche attività che è sempre stata in attività, appunto, ed è stato sicuramente un supporto per il cittadino, senza nessun dubbio, insomma. Ecco. Quindi siamo stati molto bravi, secondo me, a dare un ottimo servizio, a dare le informazioni che sicuramente servivano alle persone e quindi diciamo, l'impegno dei farmacisti è stato sicuramente ad ottimi livelli, insomma. In una prima fase, diciamo, siete stati, immaginiamo, tempestati dalle telefonate per sapere un po' della pandemia, poi c'è stata la questione della prenotazione delle vaccinazioni che vi ha reso ancora più importante il vostro tipo di lavoro. Adesso come stanno andando queste prenotazioni? Le prenotazioni adesso sono un attimino in calo, sinceramente, quindi c'è stato circa 11 giorni fa un incremento, attualmente capita qualcuno, ma non tantissimi, insomma. Quindi l'impressione mia è quella che ormai chi lo ha già fatto bene, adesso siamo un attimino in calo, sinceramente. Qua si sono svolte alcune manifestazioni fuori, anche dei Novax, e questo vi ha un po' disturbato voi? Qua ormai è circa da un mese e mezzo che ogni sabato il pomeriggio, quindi noi fra l'altro in concomitanza col servizio dei tamponi stesso abbiamo questa platea di persone che manifestano. Cosa posso dire? Ognuno è comunque libero di manifestare e dire quello che vuole. Io sinceramente non condivido, ma non c'entra nulla, insomma. Senta, tornando indietro alla questione dei tamponi, la gente che fuori continua a richiedere, adesso ne abbiamo appena visto, insomma, questo tampone. E il Green Pass comunque ha accelerato in questo momento la fase delle vaccinazioni, ha accelerato la gente, chi invece non vuole affrontare la vaccinazione viene qua e chiede il tampone per quali motivi? Andare all'estero piuttosto che andare anche a cena? Guardi, sinceramente appunto l'estate è stato le persone che viaggiavano, vacanze, queste cose qua. Adesso dalla fine di agosto la richiesta la principale è quella per l'insegnamento in primis e poi altre varie attività sicuramente. Quindi attualmente le persone spesso vengono e chiedono di fare il calendario, quindi ogni 8 giorni chiedono posso fare il vaccino e chiedono se è possibile di fissare il calendario già appunto. Quindi sono persone che si programmano, ecco. Che sanno che insomma quando magari prima che scadano quei 5 giorni per evitare un po' la sospensione. Ecco. Poi c'è anche chi lo chiede per la cena, per l'evento, il congresso, per altre cose, insomma, sicuramente. No, noi ci stiamo avviando al termine della nostra trasmissione, le chiedo solo un parere sul Green Pass, visto anche da voi, dal vostro aspetto sanitario.
ma sinceramente dal mio punto di vista è giusto, è corretto. È corretto chiederlo, la situazione mi sembra importante ed è giusto affrontarla in questo modo, quindi io sinceramente sono favorevole. Bene, io la ringrazio, dottor Modica, per aver rubato questi 5 minuti, ma credo che sia stato utile, insomma, questo tipo di intervento. Noi adesso salutiamo bene, le auguro una buona serata, le auguro buona serata anche a voi telespettatori. Screenshot come sempre torna la prossima settimana, triplice appuntamento mercoledì, giovedì e venerdì. Mercoledì e venerdì ci sarò io, giovedì ci sarà Daniele Micheluzzi. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, arrivederci.